Arrivano anche oggi gli aggiornamenti sul meteo e traffico del Veneto con il nostro Mimmo Calore. Vai Mimmo! Grazie Marco per la linea, un ciao ciao con la manina a tutti voi a casa dal vostro inviato Mimmo Calore, sempre pronto per info su traffico e meteo della nostra amata terra veneta, come possiamo vedere dalla cartina. Ecco, la cartina bisogna essersi a fumare per vedere il Veneto qua, però iniziamo. Ma come dice il famoso proverbio veneto, Deo meneo, come è stato Fredeo? Io sapevo più pollicione sei veramente Ma proseguiamo con le notizie, partiamo innanzitutto traffico. Qui, come potete vedere, qui in Piemonte c'è un traffico purtroppo causato da un ribaltamento di un pullman di pellegrini sulla strada del Gran Paradiso. Che Dio li abbia in gloria. Ebbene, una preghiera per tutti, però. Sul tratto della 13 noi segnaliamo tra Terme Eugane e Monselice, come potete vedere, tra Terme Eugane e Monselice in direzione Bologna c'è purtroppo una donna che in mezzo alla carreggiata e naturalmente rallenta il traffico, è proprio in mezzo alla carreggiata, e per carità non è altissima, è alta 1,35 m, tra l'altro la conoscono tutti, è la famosa Bassa Padovana, si trova proprio in mezzo. Un saluto alla Bassa Padovana. Certo, purtroppo Marco, dobbiamo segnalare che ci sarà pioggia un po' dappertutto tutto il weekend. Ragazzi, questo è il tempo non si ma comanda. pioggia, solo pioggia, brutto, tempo brutto, pioggerà un po' dappertutto, purtroppo. È in arrivo una grande depressione per il weekend. Già arriva. Sì, a proposito di pioggia sulle Nike, sole sulle Adidas, nebbia sulle Reebok, questa è la situazione delle marche. Ma dopo aver dato una rapidissima occhiata alla cartina, possiamo anche segnalarvi un'ultimissima notizia, che è quella che c'è un po' di rallentamento in direzione, come si dice, in Valsugana, qui sopra in Valsugana purtroppo c'è un incidente, un broker finanziario ha investito un pedone e dopo averlo investito i pedoni sono diventati 2. Scusa, ma che roba è? Saluto a tutti voi, ciao con la manina! Ciao con la manina, arrivederci alla prossima puntata del Meteo del Traffico con Mimmo Calore.